Grazie Presidente, ringrazio l'assessore per l'illustrazione. Anche io intervengo al pari dei colleghi che mi hanno preceduta rispetto al tema del dimensionamento scolastico. Lei, Assessore, sta dando seguito al decreto interministeriale del 6 agosto scorso, sta andando dritta come un treno rispetto ad altre regioni che stanno invece mostrando resistenza. Per noi rappresenta un grave pericolo per la scuola pubblica. Si mettono a rischio moltissimi posti di lavoro, ne conseguirà una notevole riduzione dei servizi e non si può dire il contrario. Si avrà una discontinuità scolastica, verrà compromessa l'autonomia di un istituto a scapito di un altro, verranno penalizzate le periferie e le zone più interne. Su territori già penalizzati dallo spopolamento si inciderà ulteriormente. Tutto questo trincerandosi dietro i numeri del calo demografico. Questo per noi significa non fare gli interessi della scuola pubblica. Grazie.